sailboats that got a money got up and they raced him in a lane. Precious cynic, nothing did it, paying the price of living on the limit. Got up in the century, hunks a day, and the praise go hail, and the praise go hail. Lives in a house, a very big house in the country. In the country. In the country. In the country. Qua si fa due, qua si fa due. Ma non è facile perché insomma il signor Damon Albarn quando scrive le canzoni le scrive abbastanza complicate. E il tema di questa serata è appunto la casa. La casa come luogo, per esempio, in cui ci si rifugia, la dimensione domestica, intima, sicura. La casa nell'immaginario collettivo in realtà può avere anche un riverbero storico, politico, sociale. Si può per esempio raccontare la storia di questo paese attraverso tutti quanti i momenti storici, gli slogan, i modi di dire, le parole d'ordine che hanno posto come centro come dire chi è? Che hanno posto come centro etimologico del proprio essere la parola casa. Casa. E quindi per esempio anche la canzone che noi abbiamo utilizzato per introdurci a questo mio pessimo e minimalista intervento ha una sua ambiguità. Country house, la casa di campagna per i più, ma in realtà in inglese voi sapete bene che country, oltre a significare bucolico, campagnolo, rurale, significa anche paese, nazione, stato. Quindi la mia patria, la mia casa, la mia famiglia, il mio paese, mio padre, la mafia. E quindi tutti a casa, per esempio, era lo slogan che il 25 luglio del 1943, quando il Gran Consiglio del Fascismo, attraverso una mozione di Dino Grandi, mise in minoranza Mussolini e restituì alla monarchia il suo potere. Passarono alcuni mesi di caos, di felicità popolare, manifestazioni di piazze, venivano ribaltati i simboli del potere fascista che era perdurato per circa 20 anni. E l'Italia si trovava a quel punto divisa in due. Da una parte gli americani che sbarcavano in Sicilia e dall'altra parte i tedeschi che si scendevano giù dalla linea gotica. E arrivò poi l'8 settembre e Badoglio firmò questo trattato di pace con gli americani e con gli alleati. Allora l'esercito rimase senza comandanti, sbandato. E nelle piazze d'Italia la prima polizia post-fascista continuò a sparare sugli operai e i proletari che festeggiavano la fine del regime fascista. Dopodiché appunto l'8 settembre tutti a casa, raccontato in maniera bellissima da un film di Comencini del 1960 interpretato da Alberto Sordi fra gli altri, in cui si raccontava questa epopea un po' stracciona di questo esercito con le scarpe di cartone che cercava di ritornare a casa e di dire basta al fascismo. E questo è il primo slogan, tutti a casa. E poi abbiamo le case del popolo. Qualcuno di voi se le ricorda, le case del popolo? Quei posti in cui si poteva fare di tutto, tipo giocare a bocce, giocare a biliardo, leggere dei libri, imparare a pensare, leggere per esempio i quaderni di Don Milani e imparare ad essere dei proletari un po' più consapevoli. E poi le case del popolo sono durate fino a un certo punto e poi sono state spazzate via. E un altro slogan, per esempio, o un modo di dire, era la Casa Bianca, il Moloch, il simulacro dell'imperialismo, il luogo in cui viveva l'uomo e vive ancora più potente del mondo. Ed è un cupolone neoclassico questa Casa Bianca che c'è a Washington, che ci ricorda però un altro cupolone neoclassico, quello di Città del Vaticano, e che in realtà ci ricorda un altro cupolone impalpabile, intoccabile, inarrivabile, inavvicinabile. La mafia! La mafia! La mafia! E poi arrivò il boom economico. Nel biennio fra il 1958 e il 1960 in Italia si stava di molto, ma di molto, ma di molto bene. Per esempio, nella casa degli italiani iniziarono a comparire i primi elettrodomestici, il frigorifero,
la cucina a gas, la radio e la televisione. La televisione italiana fu inaugurata naturalmente da una partita di calcio. Era il 1954 e all'Olimpico si giocava Fiorentina-Napoli e fu la prima trasmissione in diretta della Rai TV italiana. E poi naturalmente l'idea di casa mi rimanda all'idea di casa madre, la casa madre di tutti quanti noi che viviamo in riva al Po, la casa madre automobilistica italiana, quella che nel boom economico per esempio fece in modo che la gente prendesse i treni dal sud e arrivasse in una migrazione coatta al nord per rimanerci. Sua Maestà Mafiat, la mafia, la mafia. E poi abbiamo alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, uno slogan che compariva vergato con lo spray alla vernice su tutti quanti i muri d'Italia e che diceva sinteticamente Yankees go home, cioè americani tornatevene una volta tanto a casa vostra. E lo dissero gli studenti maoisti nel 68, lo dissero gli anarchici negli anni 70, lo scrissero addirittura i craxiani quando a Sigonella volevano far favore al loro capo e dissero americani tornatevene a casa. E lo scriviamo ancora noi oggi con questi americani che sono andati a rompere i coglioni in Iraq e in Afghanistan. La mafia! E poi a un certo punto io ho iniziato a leggere scritto sui muri e urlato nelle piazze: la casa è un diritto. E beh sì, perché la casa è un diritto, l'elemento monocellulare in cui tutti quanti noi ci raccogliamo e che però ci viene negata. E quindi la casa è un diritto. Allora da lì fu breve il passo alle case occupate. Le case occupate che in realtà forse possono essere il motivo e il momento più alto della lotta di classe in Italia e della conflittualità sociale. Cioè quando qualcuno andava a prendersi dei posti abbandonati dallo Stato, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero della Difesa e ci abitava e ci creava delle cose. Per esempio, io mi ricordo il Leoncavallo di Milano, e il Paso di Torino, e il Cox 18 che è stato sgomberato così, tanto per caso, qualche giorno fa. E allora poi è arrivata la Casa della Libertà! La Casa della Libertà, che era il nome della coalizione di centrodestra italiano fondato nel 2000 dal presidente Silvio Berlusconi e da tutti quanti i partiti del centrodestra neoliberista che si sono coalizzati per formare questo coacervo di partiti che ci donerà la libertà e la casa. Ed è quello che è durato di più nella Repubblica Italiana. Love, lovely house, but I'm so sad, I don't know why. Love, lovely house, but I'm so sad, I don't know E allora poi a un certo punto c'è stata anche Casa Pound, cioè i fascisti che occupano le case, i fascisti occupano le case e noi glielo lasciamo fare, perché a un certo punto in questo paese non bastano più 100 passi per allontanarci dall'olezzo della fame di autoritarismo che ci assedia. E allora questo è il mio paese, questa è la mia famiglia, questa è la mia patria, questa è la mia casa. Oh! lives in a house, a very big house in the country. In the country. Lives in a house in the country. In the country. Ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba. Santa Barba e Brigata Torquemada. Lunga vita a tutti quanti noi
in questa casa. Buonanotte. Domenico, grazie a Domenico Mungo che ci ha fatto un bigname di storia moderna stasera. E qua abbiamo fatto primo, secondo e terzo ginnasio stasera. Allora, noi prima di proseguire, di arrivare poi al nostro prossimo